forte oppure passiamo tutti la voce. Dunque vi saluto, sono Carlo Rosso, sono presidente del gabinetto lettura. Due parole giusto per fare gli onori di casa a chi non ci conosce, vedo ci sono delle persone che non conosco, vengono da fuori. Ci troviamo nella sede della società Gabinetto di Lettura, fondata nel 1847, quindi quest'anno sono 177 anni di storia, con Regio Imperial Decreto dell'imperatore d'Austria, quindi stiamo ancora parlando dell'Ottocento pre-italiano, diciamo, e questo ente, fondato appunto nel 1847, che ha la sua sede in un palazzo storico, il secondo palazzo esistente più vecchio di Este, perché siamo secondi soltanto alla chiesa di San Martino che è del 1000, noi siamo del 1300, noi il palazzo, ancora non siamo nel 1300, quindi il palazzo del 1300 è stato realizzato dagli Scaligeri, presumibilmente attorno al 1320, epoca in cui gli Scaligeri erano presenti nel territorio estense, dopodiché passa ai Carraresi, nel 1405 arrivano i veneziani che resteranno qua fino alla caduta di Venezia, dopodiché della Serenissima Repubblica, dopodiché diventa proprietà privata e questi privati doneranno all'associazione Gabinetto Lettura il palazzo e non solo, ma anche tutto quello che vedete, gli arredi, la biblioteca che costa di 70.000 volumi, quindi il palazzo che molti credono sia di proprietà comunale invece è proprietà nostra, cioè della società. Taglio corto perché ci sono diverse cose da vedere e da sentire questa sera e passo la parola a Lucia Bonato che introdurrà la serata di questa sera. Vi ringrazio e buon ascolto. Questa sera è sempre nell'ambito, mi ricordo così, nell'ambito del percorso di storia e cultura veneta che abbiamo iniziato all'inizio della stagione culturale del gabinetto di lettura, proseguiamo ancora parlando di Venezia e parlando di Venezia attraverso uno dei suoi rappresentanti più fini, più nobili per l'arte della musica e che è Antonio Vivaldi. Noi tutti sappiamo, penso, chi è Antonio Vivaldi, il prete rosso così come è chiamato, perché era rosso di capelli e veniva così chiamato appunto prete rosso. Vivaldi non è stato considerato un granché, diciamo, come musicista se non fino ai primi del Novecento, dove è stato effettivamente riscoperto e con le sue 4 stagioni ormai credo sia l'esempio di quello che è la musica barocca del veneziano barocco. Allora, questa sera abbiamo l'ensemble Armonie Veneziane che ci propone di valorizzare la musica di Vivaldi attraverso la sua biografia, tra le vicende a Venezia e nelle città dove è vissuto fino alla morte, avvenuta a Vienna accanto all'orchestra delle sue putte. E questa narrazione viene fatta in un modo frizzante e simpatico, tipicamente della Verno Veneta. Si presentano le celebri 4 stagioni in versione violino e pianoforte a 4 mani e l'esecuzione di arie per soprano e pianoforte dai titoli celebri come Ottone in Villa, Armida del Campo d'Egitto, Griselda e altri. Il gruppo è costituito da Federico Parolini, violinista presso l'Orchestra del Teatro Sociale di Mantova e Arena di Verona, Maria Rita Schenato, pianista soprano che ha studiato con Laura Palmieri al Conservatorio di Verona e canto con il baritono Giuseppe Scandola. Maria Beatrice Boscaro, pianista, ha studiato a Verona ed ha un biennio di specializzazione al Conservatorio di Venezia. Ci sarà anche un narratore, Massimo Celegato, scrittore e musicologo. Con questo io vi auguro buon ascolto e introduciamo i nostri musicisti. Due coppie non è macchina. Questa figura sta qua così. Un maestro come dico che sei stato se non gli fuori dalla voce lì.
se sta Zanna, io so perché mi fa sempre più cazzo. E ora mi ragazza va là. Mi tocca anche per che figura passo. Avevo 400 anni del top. Buonasera. Ma non è che sono messo messo. Stai attento. Ma guarda me come che sono messo. Senza scarpe. Beh, mi raga fregare Zanna, mi raga fregare. L'altra volta il bottone. E anche me lo Ti sa. venne fuori. Maestro, ma te che figura ti fai? Davanti a questo spettabile pubblico chiedo umilmente venga perché sono stato defraudato delle mie scarpe e adesso non so. Ma roba da massa, stai girando il Veneto, ogni volta ti manca per da roba. caso qualcuno degli altri vi ha visto il Zanna? No. Il Zanna? Io conosco mio. Avevi visto? Che anche me la fregare scarpe top. No. No, che sei da parte. No, me lo sta cosa sana. Ma mi tocca presentare Ma siamo este. Ma mi tocca presentare il concerto così, di Ma scalzo. no, e senza scarpe. Sono un coso O che ti scalzo. chiesa fuori dalla barca, là non lo so. Cosa che No, sia successo. scusate, presenterò così. Oh! Oh, Friedrich von Bernhard. Ah, die Schuhe, bitteschön. Oh, wonder. Grazie. Dankeschön, dankeschön. Avete catate in scarpe in ya? Ja. Catate in barca? No? Ja. Attenzione che te la vai. Attenzione quel che il piglia lì che tre. Adesso mette un poco perché ormai ti vuoi essere 400 anni. Pare. Eccolo. Adesso è tutta un'altra cosa. Sì, maestro. Nunc ego sum, nunc religo. E se prete Non- mi si parla in latino, sempre. Vabbè, E già era prete, che sto mo fa? birbante. Vabbè, però sai che non ho potuto fare il prete perché Frittino decreto? Sì. avevo problemi di asma che Con te che non potevo celebrare. Dai, ma con rispetto. A differenza di certi preti che al giorno d'oggi noi possiamo fare i preti per altri motivi. Ma con rispetto, ti scuso. Appunto. Allora adesso, intanto grazie a questo spettabile pubblico che ci ha accolto con questa munificenza, con questa benevolenza. Ora noi ci esibiremo e ci produrremo per voi in uno spettacolo che comprende arie, mie, opere mie. Cosa dobbiamo sentire? Perché non mi dite sempre, vabbè, fa niente. Passa che guarda, sta andando di nuovo? Da nuovo. Arie tue? Il bottone per la numero combinato. C'è qualcuno ha visto un bottone in giro da qualche parte, no? Il butto che da Venezia si arriva a est, il butto. Sai, Se magari. la tecnologia si sa. Magari. E allora, ovviamente, io vi presenterò le mie putte. Chi sono le putte? Io quando sono andato nel 1704 all'ospedale della Pietà, era un orfanatrofio. Accoglievano questi bambini, queste bambine e poi le chiamavano Anna Maria della Pietà, Benedetta della Pietà, Candida della Pietà. Ho detto, ma perché chiamarle la Pietà? Facciamo qualcosa di bello, insegniamo loro un mestiere, uno strumento e il canto, perché il canto con la voce, si dice no, chi canta prega 2 volte, ma è vero, perché la voce ti eleva spiritualmente e nobilmente verso quegli alti ideali che corrispondono all'excelsus, no? L'eccelso, l'altissimo, che è l'excelsus, quello che è più in alto di tutti, no? E quindi, allora ho detto, insegniamo loro questo e poi le chiamiamo così. Quindi lei, ad esempio, che è una bravissima strumentista, ma anche una bravissima cantante, lei l'ho chiamata Candida della Viola. Vabbè, tanto Candida non assaria, Ma cosa sei tu? Fermo da che mi ho visto che ti andavi in giro, basta. Fammi dire cose che Maria Vergine non posso dire. Però poi, allora lei adesso canterà, farà sentire la sua bella voce e verrà accompagnata da Benedetta dall'Oboe, che accogliamo con un bel applauso. Benedetta dall'Oboe, ciao cara. Tutto bene, Benedetta? Tutto bene? Sta bene, sì. E tu visto? Avrei dovuto chiamarla timidetta, però perché non parla mai. Se qualcuno vuole sposarsi,
Perfetta. Perfetta. Sei candidato ideale, ti crediti? Sai, se qualcuno vuole farsi avanti, questa fase è perfetta. A parla quando serve. Ecco. No, come ti che te ciacco sempre. E va bene. E allora adesso basta qua. Sono io. Cosa abbiamo sentire? Punto che cantiamo. Sì? Allora, un'aria da... Non è, è a però nostro. Mi hanno attribuito i critici. Cantare un po'. Te canti? No, Perché è a però nostro? Non so bene bene, però. Canti o no? Proviamo a cantare, maestro. Allora, mi hanno attribuito un centinaio di opere, non è vero, non ho mica scritto, però 27 le ho fatte di sicuro. E devo sentire Sposa sono disprezzata? Sì, una dedicata a una donna, la storia di una donna così bella. Iniziamo con questo omaggio, Sposa sono disprezzata. Da quale opera? Ah sì, il Tamerlano. Tamerlano. E chi era Tamerlano? Oh, tanto per lei voi Tamerlano. Timurlan era questo condottiero tataro che poi conquista l'impero ottomano, no, siamo nel XV secolo circa, fine XIV-XV, e poi conquista e prende prigioniero invece Bajazet, che poi è diventato Bajazet, perché se uno comincia a dire Bajazet si ingabba un po' retto. Allora, e Bajazet viene fatto prigioniero, tenuto prigioniero da Timurlan, e nella leggenda Timurlan vuole addirittura la moglie di Bajazet, in realtà non fu così. Per noi che eravamo lì alla sera, che avevamo provato, perché noi siamo nel 1700, l'opera è del 1717, no? Sì. Nel 1717 noi eravamo lì che provavamo Canale 5 non che c'era, Rete 4 non che c'era, non che c'era niente, non che c'era i programmi, però non che c'era neanche la pubblicità. E noi eravamo a mente sveglia e ho detto, te tose, putte, fermo così, se raccontiamo la storia, mi la invento con la mia musica e voi adesso la fai sentire. Ma aspetta, Sposa maestro. sono disprezzata è il momento in cui la fanciulla che si sente rifiutata, anche se era promessa, ahimè, manifesta tutta la sua sofferenza. Però Adesso volevo dire una cosa, il maestro è un po' furbetto a volte, sapete Come perché? come sai che Lui l'ha è? rappresentata, ci sono, come sai ci che sono è? le scale, a tua destra e poi a sinistra. Lui l'ha rappresentata per la prima volta a Verona perché ha il vizietto di andare a rappresentare le sue composizioni fuori Venezia e poi tasta il pubblico. Se hanno successo le porte in patria. Ma il libretto di questa si è dimenticato di dire, maestro, che ti ha dato i versi Agostino Piovene, niente meno. Beh, vabbè, bisogna ricordarli perché... grande librettista.
antico se ne No, spiega tu, maestro. Giustino. Gli esperti di storia bizantina sanno benissimo che Giustino era il papà dell'imperatore Giustiniano.
Quindi, poiché in Giustiniani 525-567 d.C., siamo nel 500, no 1500, 500 tutto. Giustino, che diventerà appunto anche imperatore, ovviamente ha la sua biografia che viene esaltata in quanto imperatore. Allora lui nella storia era un povero soldato, però gli avevano predetto, una maga gli aveva predetto: guarda che tu nella vita sarai un personaggio importante, e aiuta infatti l'imperatore Anastasio, lo aiuta a conquistare e a liberarsi anche da una sedizione civile, e in cambio ovviamente deve prendere la figlia dell'imperatore Anastasio. E ovviamente tutto si risolve, perché questo non è un dramma, ma è un momento così tranquillo, sereno, e tutto si risolverà anche appunto con il matrimonio di Giustino con Anastasia. E allora sentiamo adesso quest'aria da Giustino. Vedrò con mio diletto. Vedrò con mio diletto, dove possiamo osservare che il momento del barocco si sviluppa nelle due fasi: quella della mimesi dell'ethos, del carattere, e quella della mimesi, quindi le aree saranno bipartite, e quella della mimesi del ritmo della narrazione. Fammi a sentire bene, che te la vuoi insegna bene, e a voi composta bene anche. Di modesti. Con mio diletto
composto eccellenti musiche. Non è così semplice ascoltare queste opere perché siamo a pieno barocco, c'è l'opera seria, che questa c'è l'opera buffa, poi nel Settecento ci troviamo nell'opera buffa dove ci sono i servi muti, dove il viso, la gestualità, i sentimenti sono proprio tipici di chi sta raccontando la sua esperienza di vita, anche molto di basso profilo, se vogliamo, serve, eccetera, sulla scena. Siamo in area di rivoluzione francese, peraltro. E diciamo la situazione piramidale è un po' andata a farsi benedire, no? Quindi i nobili sono un po' messi da una parte. Qui abbiamo dei sentimenti che sono veri, però sono più che altro verosimili più che veri, nel senso che l'amore è dipinto sempre nella stessa maniera, che sia Griselda, che sia un altro personaggio, eccetera, sono un po' fissi, sono un po' stereotipati, come un po' tutto il barocco, per cui vale mettere in risalto il personaggio e un po' si nasconde, diciamo, chi lo interpreta. Quindi è una cosa abbastanza nella quale il maestro si ritrova, vero maestro? Vabbè, adesso però basta perché te studiare. Sei brava, fermo che l'applauso perché... E adesso fermo prosciutto e funghi. No, la composizione per la quale sei il più famoso nel mondo. Prosciutto e funghi. No, le 4 stagioni, no? Allora adesso vi rivelo. Dammi qua, che... Aspetta, non rompermi le mani, non so. Perché 450 anni, sei 400 anni. 1678. Appunto, 4 marzo, terremoto a Venezia. Ecco qua. Ecco, anche lui trema. Allora, vi confesso una cosa. La volevo chiamare prosciutto e funghi perché 4 stagioni non mi piace. Vabbè. Dai. Però i critici hanno detto ma no, perché c'è la primavera, c'è l'estate, e allora facciamo le 4 stagioni. D'altra parte c'erano già stati altri compositori che avevano iniziato a comporre sulle 4 stagioni. Ho detto qua se non mi sbrigo me ne frega anche a posto, perché era un periodo in cui la concorrenza era spietata. Cioè, Allora tutti gli altri che si a Venezia. e allora adesso noi facciamo 7. Però le 4 stagioni sono una raccolta, opera 8, dall'estro armonico. No, non c'è l'elettroarmonico, no, il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Cosa vuol dire il cimento? Anche voi che siete padri veneti sapete che cimento, non sta a mettermi il cimento, mi diceva mia nonna, cioè sta a mettermi alla prova, cioè, è l'attenzione, la gara, il confronto tra, da una parte abbiamo la melodia e dall'altra abbiamo l'invenzione. Ma l'invenzione e la melodia sono la stessa identica cosa. Cos'è che li unisce? L'armonia. Ed ecco perché li ho chiamati allora cimento dell'armonia e dell'invenzione. Armonia, parola greca armotto, adatto, perché come ho voluto io ho fatto sì che il solista detti al grosso dell'orchestra i temi, le idee. Ma per fare questo ci vuole un solista. Friedrich von Dresden, perché ho pubblicato a Dresda io, no. Friedrich von Dresden, come here please, del tedesco, aspetta, come here, bitte schön. Non mi sente? Già qua. Friedrich, eccolo. E sei bravo a suonare, anche un po' duretto Dolece. Calma. Guarda. Adesso lui eseguirà proprio la parte della melodia, no? Ossia l'invenzione melodica che si rapporta all'armonia. Per aiutarvi in questo, non solo ho voluto creare questi concerti con i temi, la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, quello sapevamo capire, ma con dei sonetti. E siccome passiamo in gabinetto di lettura, dobbiamo stare attenti perché, guarda, mi sei preparato, quindi devo... Voi sapete che il sonetto è una composizione poetica costituita da una prima parte di 2 quartine che si chiama fronte e la seconda parte di 2 terzine che si chiama sirma.
quartiere rima a B, ma poi anche possono avere. Allora io l'ho inventata così. Mi perdonerete questa mia licenza, se mi sono cimentato anch'io nel sonetto. Giunta è la primavera e festosetti la salutano in coro gli augei con lieto canto. Primo momento, mi raccomando, farlo sentire bene. E i fonti, allo spirar dei zeffiretti, con dolce mormorio scorrono intanto. Zweiter Tiempo. Vengon coprendo l'aere di nero ammanto a festeggiar le letti e lampi e tuoni. Indi, tacendo questi, gli augelletti tornano di nuovo al loro sonoro incanto. dolce mormorio di fronde e piante, dorme il caprà col fido cane al lato.
Di pastoral zamponia al suon festante danzano le ninfe, danzano i pastori nel tetto amato all'apparir di primavera brillante. Sì, il primo concerto mi è venuto abbastanza bene, diciamo. Adesso pensiamo, facciamo
proviamo a fare il secondo, l'estate, no? Perché vedete, la musica, che ne dicano i criticoni più che i critici musicali, è imitazio nature, è imitazione della natura. E io ho voluto inserire attraverso le onomatopee, queste ripetizioni dei versi degli uccellini. È chiaro che oggi voi che siete abituati in città a sentire solo i rumori delle automobili, gli uccellini manco li sentite. E allora vi conviene ascoltare 4 stagioni mie 4 stagioni. Vabbè, dove vi faccio sentire anche gli uccellini, adesso li facciamo sentire. Dobbiamo sentire il cuculo, la lodola e la tortora. E qui qualcuno verrà che individuerà già, capisce niente, poi fa finta, poveretto, parla solo tedesco. E individuerà la tortorella, la lodola. E allora qual è la prima grande sfida per uno che vuole fare l'imitazio nature? Perché faccio imitare le onomatopee degli uccellini, i rumori delle macchine, ma imitare il caldo. E adesso voi sentirete la mia imitazio nature. Sotto dura stagione, dal sole accesa, langue l'uomo, langue il gregge e arde il pino. Scioglie il cucco la voce, ma tosto intesa canta la tortorella, canta il cardellino. Zefiro dolce spira, ma contesa muove Borea al suo vicino. E piange il pastorel, perché sospesa teme fiera borrasca e il suo destino.
fare anche un primo tentativo di narrazione di poema sinfonico e vedo il pastorello che temeva, adesso questo pastorello lo facciamo un po' addormentare, però è un po' preoccupato il pastorello, allora toglie alle membra lasse stanche, affaticate, no? Il suo riposo, il timore dei fe di là, lampi e di mosche e mosconi lo stuolo curioso. Punta. Bravo. Und diese Satz, du musst spielen mit Feuer. Che ho detto che gara suonare col fuoco adesso. Perché? Perché che purtroppo Just Moment che dica che c'è il concerto con Vivaldi. Andiamo. Ci arriva un messaggio. Ciao mamma, sul concerto con Vivaldi. Guarda, credo di essere un po' più giovane. Allora, e quindi adesso vi ho detto di suonarlo con fuoco, perché? Perché nella rappresentazione di tutto il poema sinfonico, che purtroppo i suoi del pastorello, sono veri, tuona e fulmina il ciel grandinoso, tronca il capo alle spighe e i grani al terra.
ringraziamo per averci ascoltati, grazie dell'accoglienza. Ma cosa detto maestro? Non è finito. Cosa ti hai detto adesso? Non è finito. Che sei? Autunno e inverno. Cosa? Autunno Autunno? e inverno. Ecco cane, questo è Sei molto più che deve essere adesso aspetta adesso. L'autunno, diciamo così, tanto che conto intanto. L'autunno da augeo, latino, perché fa crescere, aumentare i frutti, no? Opora sarebbe poi invece la stagione in greco, quindi perché ci sono questi momenti in cui va colto l'aspetto dell'autunno che aiuta a far crescere le messi, no? E quindi raccoglie i frutti. E io ho voluto rappresentare due grandi momenti dell'autunno. Il primo è che mi ti spente il primo è la vendemmia, quello sapevo capito. Il secondo è la caccia, perché i nostri signori in autunno andavano a caccia e quindi poi vi farò sentire come andavano a caccia. Ma nella vendemmia io sono entrato dentro una casetta, un contadino celebra il villanel con balli e canti del felice raccolto il bel piacere e del liquor di Bacco. Sai il liquor di Bacco? È il vin? Giusto? Un po' stanco. Scusate. Visitanti finiscono nel sonno il bel godere.
Friedrich von Dreisner, perché ha sentito anche come ha rappresentato l'ubriaco che andava così, bravissimo. E ovviamente la trascrizione era di questa favolosa. Avete capito perché sono rimasto quasi 40 anni con queste punte? Ma chi è che va via? Ma chi è che va via? Sta massa bene? Allora, adesso devo finire? No. No. Quello che deve adesso? L'armonia. L'armonia? Sì. Ah. L'armonia è una bellissima storia. Perché adesso, vedete, facciamo questo esperimento. Partecipate anche voi adesso state con gli occhi chiusi. Lui adesso che è la melodia, riguarda il cimento, l'armonia dell'invenzione, lui che è la melodia o l'invenzione, lo lasciamo da parte, ascoltiamo solo l'armonia. E voi con gli occhi chiusi scoprirete chi, in base alla familiarità che avete con la musica, chi un Beethoven, chi Chopin,
chi Tchaikovsky, chi Morricone. Chiudiamo gli occhi e gustiamoci l'armonia. E oggi il portafoglio. meraviglioso tessuto matematico che si sviluppa nella sequenza temporale, i singoli elementi protagonisti, la sensibile, la dominante, la sottodominante, la tonica, si inseguono quasi in un dialogo tra loro amebeico, no? Di risposta, domanda-risposta, fino a che, trovandosi, Armstrong si adattano, si attaccano e costituiscono il tessuto musicale di base. E quindi questa è la struttura della musica classica. Vedete, un'impostazione rigorosa perché matematica, ma estremamente libera,
perché segue il volo delle anime delle note. Ora passiamo all'ultimo movimento. Nel terzo movimento dell'autunno si contempla... No, quello... Già basta, soprete intanto smettono. La vendemmia che cosa ha fatta? No, La caccia. E attento adesso qua, sa, perché se prende caccia va tutto. Bisogna stare attenti qua. Allora, quindi, la caccia, vedete, i nostri padroni, signori, andavano a caccia, come vi dicevo, in autunno. E io dovevo rappresentare la caccia al momento per loro trionfale, perché quando tornavano a casa con la preda, quindi anche nel sonetto vi farò sentire le due differenze, perché nel Settecento io dovevo recitarlo così, anzi prima vi faccio sentire come l'avrei recitato adesso ai vostri tempi, che voi non amate la caccia perché voi non la fate, ad esempio in autunno voi la fate tutto l'anno, poi non la fate agli animali, no? Perché la fate anche agli uomini voi la caccia, no? Continuate dall'oriente all'occidente, da est a ovest, da nord a sud, continuate a fare la caccia, dai una mossa un attimo, ho finito questa caccia, e allora i cacciatori alla novalva a caccia con cani, corni, schioppi escono fuori. Fugge la belva, ne segue una traccia. Sbigottita e languida il grande rumore dei lampi, corni, cani, schioppi, languida minaccia di fuggire, come direste voi adesso, minaccia di fuggire, ma oppressa muore. Ma io nel Settecento non potevo fare così. Quindi, languida minaccia di fuggire, ma oppressa muore.
Certo. Mazza che quella che fa, cioè, fa un po' freddina. Non sentite voi? Sara che a finestra per piacere. Cioè, non sentite spifferi? No? E vi faccio sentire adesso io con la mia musica, non vi preoccupate, perché l'inverno è il momento più mimetico. Ho voluto rendere questo freddo non solo con il sonetto, che mi è venuto anche bene, perché adesso a voi non sfuggiranno, voi che siete al laboratorio di lettura, non sfuggiranno le allitterazioni, le consonanze tra le velari, le liquide, agghiacciato, tremar, tra nevi argenti. Argenti è quello che è ghiacciata, no, geato agita. A proposito, che c'è un geato qua. Neanche il geato agita in mega ero mai contento delle nevi argenti? Sì. Con le nevi argenti. Agghiacciato tremar tra nevi argenti, al severo spirar d'orrido vento, corre battendo i piedi ogni momento, e per il soverchio gel battere i denti.
la zoomata, prima le Fellini, ma che sei tu? Via per metà la zoomata, perché vedete, ho immaginato, usciamo Campolungo, no? Usciamo dal Campolungo, facciamo la zoomata ed entriamo dentro quella finestra lì dentro, vedete, ci sono delle persone al focolare che si cercano di scaldarsi. Allora, passare al focolare, idi quieti e contenti, mentre la pioggia fuori bagna ben 100. Quadro finale, questi 100 che si bagnano sotto l'acqua, nel quadro finale li ho voluti rappresentare un po' tutti. Allora ho pensato, anch'io poveretto a una certa età, però, allora camminare sul ghiaccio a passo lento per il timore di cadere, girsene intenti. Ma poi sono i giovani, correre sul ghiaccio, cadere a terra, sdrucciolare, rialzarsi, alzare di nuovo finché il ghiaccio si rompe e si disserra. E poi ho immaginato il quadro cosmico. Noi avevamo la mania di far intervenire le mitologie, no? E allora sentir uscir dalle ferrate porte Sirocco, Borea e tutti gli altri venti in guerra che si scatenano nel cielo. Perché vedete, questo è l'inverno, ma tal che gioia apporta.
culturale, è davvero qualcosa di particolare e di molto bello. Il nostro viaggio attraverso il Veneto dura da 3 anni, abbiamo fatto tutte le città più belle, tutti i capoluoghi del Veneto e faremo ancora, speriamo, tante città caratteristiche come questa, che abbiamo fatto moltissimo, una ventina. Il nostro amore per il Veneto si vede in Maria Rita e Maria Beatrice, musiciste e canale YouTube. E quindi sono registrate e come sarà ripresa anche questa e sarà inserita fra un po' di giorni questa bellissima città di Este storica così particolare e caratteristica. Allora, appunto, Maria Rita e Maria Beatrice musiciste, noi abbiamo avuto l'appoggio di tanti privati, industrie e quant'altro che hanno sostenuto appunto il nostro viaggio, è stato detto al TG, anche al TG nazionale, al TG del Veneto, e siamo un gruppo di musicisti appunto che condividiamo questa passione proprio da pathos per la musica. È una professione, ma una vita spesa per la musica è una vita molto più bella. E come vi sarete resi conto, già lo sapevate, il linguaggio musicale coglie delle sfumature che sono davvero molto profonde, molto più profonde della parola, che è limitata per quanto dia un significato. Ma il fatto di essere così asemantica, così slegata e di commuovere, cavare fuori da noi, dal nostro stato d'animo, dalla nostra interiorità, gli affetti più veri, più profondi, è soltanto il linguaggio musicale, non per nulla anche in musicoterapia. Ciò che può la musica non lo può nessuna parola. E ciò che poi la musica è davvero qualcosa di grandioso. E per musica, come diceva Orlando Benenzon, si intende il nostro interiore, la nostra caratteristica, il nostro ISO, perché ognuno di noi ha una caratteristica musicale che è frutto della sua esperienza intrauterina e poi anche quindi la sua tempra e poi anche del suo vissuto e quindi il suo temperamento. Non per questo qualcuno ascolterebbe molte volte una musica ma magari non ne ascolterebbe mai un'altra. Si continua ad ascoltare un brano, c'è una motivazione, si mette anche in gioco, si mettono appunto i neuroni, si mettono in gioco la dopamina e tante sostanze del cervello che fanno sì che la musica sia un vero portento, è una grande gioia. In questa esperienza, e cosa devo dire? Queste dita magiche, questo archetto con questi suoni assassini, Federico Parolini. Palpita per quello che ci dice con le sue dita e ci racconta Boscaro Maria Beatrice. E con noi la cultura, lo spessore intellettuale che ci ha regalato, docente di lettere classiche, latino, greco, musicologo, tuttologo, perché lui è una cosa straordinaria. Spero che Massimo Celegato, professor Celegato, avrà l'occasione di portare qui la sua ultima pubblicazione su Pigafetta e la circumnavigazione, vero? Esatto. Speriamo, perché è una cosa davvero interessante, se vorrete. Quindi, professor Massimo Celegato. Maria Rita Schenato. Bravi. Grazie a tutti.